Due Torri Gattopardo è una partita che non ha più nulla da dire per nessuna delle due squadre. Due Torri ormai secondo, Gattopardo condannata alla retrocessione, ma la formazione di casa non fa sconti e vince addirittura per 6-0. Già nel primo tempo Craccò prova a scaldare il suo destro, il tiro è però di poco al lato, poi la Gattopardo si fa vivo con questo tiro che si spegne alto sulla traversa della porta difesa da Linoperoso. Durante 14esimo il primo gol del Due Torri porta la firma di Michele Di Napoli alla seconda marcatura consecutiva dopo quella delicata ancora di testa di Napoli, mette a segno il gol dell'1-0. Siamo al quarto d'ora di gioco e la gara è già in discesa per la squadra di Peppe Raffaele che al 41esimo raddoppia con Ottavio Cipriano, la grossa complicità del portiere Presti che ne combinerà davvero tantissime in questa partita. Con le immagini vediamo l'attacco del Gattopardo sotto di 2 gol, il tiro dal limite fuori di poco. Durante era comunque sulla traiettoria e siamo nella ripresa al 48esimo. Mento prova a lavorare il pallone sulla sinistra, l'ottimo spunto, poi il traversone, guardate cosa combina ancora una volta il portiere Presti per il gol del 3-0. Partita ormai in ghiaccio per il Due Torri che comunque continua a manovrare in maniera davvero spumeggiante lì davanti con i propri attaccanti. Questa volta il tiro è fuori di poco. È sempre il Due Torri in avanti al 60esimo. Il dialogo tra i giocatori offensivi della squadra di Raffaele, il traversone, Craccò non può sbagliare, quarto gol. Davvero tutto fin troppo facile per un Due Torri che ovviamente neanche esulta. Ancora Mento, macina chilometri sulla fascia di sinistra, il suo pallone in mezzo, poi arriva Saggio dalle retrovie, sbaglia tutto sull'esterno della rete. È uno show personale quello di Davide Mento che semina il panico sulla sinistra, trova praterie, poi Craccò il suo diagonale, stavolta è bravo il portiere. E quindi ancora Due Torri che non accenna a fermarsi. Al 72esimo il tentativo in diagonale e il gol di Porzio per il 5-0. Davvero poco fortunato il Gattopardo con i portieri. Ne hanno combinata una più dell'altro e al 74esimo arriva anche il 6-0 con Mento che sbaglia e poi da dietro ci pensa Craccò. Una gara che non ha storia, un Due Torri che si prepara nel migliore dei modi ad affrontare i playoff, attende di conoscere soltanto quale sarà la sua avversaria, mentre la Gattopardo saluta il torneo di eccellenza.